Questa sera presentiamo Ponteggi. Ponteggi è un gran bel libro, è una raccolta, ma non è solo una raccolta, cioè non è soltanto mettere insieme delle poesie con un criterio che potrebbe essere cronologico oppure di preferenza rispetto a una produzione poetica. È un libro che ha un disegno, è un libro che ha una trama in qualche modo, pur essendo, pure se le poesie in teoria non dovrebbero avere una trama, ma io una trama ce l'ho vista. Adesso ho cercato di, come dire, di racchiuderla in temi, in fili conduttori. Questo libro ha una sezione addirittura che si chiama Il filo rosso. Noi leggeremo una poesia che si intitola Il filo rosso ed è un tema a cui noi arriveremo, questo del filo, diciamo della successione. Ci arriveremo, però ci arriveremo un po' per gradi e vorrei che è come nella sua introduzione lui paragona la poesia all'acqua e dice a un certo punto la poesia è necessaria alla vita come l'acqua, ma non tutti ce l'hanno, forse ce l'ha una metà di noi, l'altra metà deve farne a meno, ma è dura fare a meno della vita. È come se a un certo punto si percepisse che prima di tutto per lui la poesia è stata una necessità scaturita da qualcosa, da un percorso. Io ho provato a ricostruire questo percorso in maniera del tutto arbitraria e quindi voglio dire, lui mi perdonerà. Vorrei però che prima di tutto di dare la voce a lui per una poesia che a me ha colpito molto e che infatti compare come quarta di copertina. Un autista di camion. Alla fine dei viaggi, in un luogo appena fuori Calais, pago bei soldi per il camion lavato. Tiro dentro il camion tra spruzzi e potenti getti, dal pavimento e dal soffitto. E così, quando è fermo il mezzo, esco a piedi e nella piccola passeggiata tra il camion e l'ufficio, le gocce cadono come pioggia lungo il tunnel che gronda. E io, sciacquando le scarpe grosse dei rivoli d'acqua per macchie d'olio e di grasso, spesso canto una canzone che dice che piove ancora ed il mio amore è giunto a termine. Ed i ragazzi francesi dell'officina di solito sorridono. Questa è una poesia che contiene come dire, un indizio, contiene tanti indizi in realtà. Come ho detto contiene l'acqua, contiene le gocce che torneranno non so quante volte. In questa serata parleremo spesso delle gocce e secondo me non è un caso. E poi parla di questa piccola passeggiata. Io ho trovato un tema abbastanza, anche se lui non è d'accordo, ma a me non importa, ho trovato molto spesso ripetuto questo tema della piccolezza. In questo momento dell'autista è come contenuta, noi vediamo come contenuta un'intera vita, vediamo questa persona che affronta il suo lavoro, che ha rapporti con delle persone così fugaci, è come in qualche modo la drammatizzazione dell'idea di momento non necessariamente felice, non necessariamente significativo, però dei tanti momenti che formano le cose. E altre poesie che parlano di piccolezza sono secondo me La goccia scende dritta come una lama. Sì, me la leggo. La goccia scende dritta come una lama che taglia l'aria dallo zenit alla terra e si raccoglie in un lago di acqua limpida. La goccia solleva un frastuono. Al mio fianco persone parlano forte. Le parole non risuonano nell'aria. Posso invece leggerle stampate quando escono dalle bocche, si infilano nelle orecchie, sempre più ridotti a fili colorati, fini come crini, passano dietro gli occhi e con un grazioso cenno finiscono nel vaso della testa, in matassine ammatassate, come gomitoli nella cassetta da lavoro del cranio, per poi filar via di nuovo dalla bocca come spaghi e ingrandirsi come festoni e poi striscioni e poi lenzuoli che sbattono al vento. Qualche persona attenta avrà di certo una bella spiegazione. Qualcuno sosterrà che le parole non sono colorate,
e che sono un daltonico della grammatica. La mia badante dirà che leggo troppo. Senti, tu sei un amico delle parole o in qualche modo ti inquietano? Allora, sono un amico delle parole tanto quanto sono un amico della struttura di una poesia. Cioè, io credo che si possono dire delle cose con le parole, ma anche come le parole sono utilizzate all'interno di un verso. Allora, per qualcuno che ricorda i poeti beat, la beat generation Certo. degli anni 60, Gregory Corso, Burroughs e altri, si ricorderà che loro inventarono un verso molto duro, molto spezzato, e quel verso era usato come grimaldello e come clava nei confronti del lettore per impressionare quasi più delle parole. Ora tu puoi usare delle parole molto dure, molto difficili da mettere in una poesia, però le puoi ad esempio inserire in un contesto tranquillizzante, no? Per cui bisogna, diciamo, saper leggere in qualche modo il doppio livello. Molte volte le parole sono importanti, molte volte la forma della poesia è importante.